troviamo ad Aquileia e come sindaco vi do il benvenuto nella piazza, quella piazza che è il punto di riferimento per tutta la storia, la cultura, la spiritualità della nostra regione, ma di una regione molto più vasta che è assimilabile a quella del centro Europa. Alle mie spalle la Basilica Patriarcale di Aquileia, il più antico sito cristiano del mondo, prima ancora di Roma. Qui gli antichi aquileiesi si riunivano in una nuova fede dopo che Aquileia fu fondata dai Romani nel 181 a.C. La basilica rappresenta propriamente la stratigrafia della lunga storia di Aquileia, 2200 anni in cui i chiaroscuro della storia si sono alternati in questo splendido territorio dove appunto gli antichi romani e Roma decisero di creare un avamposto, prima di tutto difensivo, che poi diventò un porto celebre, un porto celeberrimo, come lo definivano loro proprio negli annali. Un porto che è un porto fluviale, un porto interno, un porto difeso, che fece di Aquileia uno dei maggiori centri di interscambio dell'antichità. Considerate che le rotte che arrivavano dall'Oriente, da tutto l'Oriente conosciuto, arrivavano prima ad Aquileia che a Roma, quindi tutte le merci, tutte le culture si incrociavano in questo territorio, per poi dopo diramarsi all'interno dell'importante asset viario dell'impero e prima ancora della Repubblica. Da qui si partiva poi verso il Norico, quindi verso l'attuale Germania, verso il nord, si andava poi per la via della Seta, la via dell'Ambra, verso l'est, per poi arrivare logicamente verso la capitale. Aquileia nei secoli ha sempre conservato un importante ruolo che mano a mano che i secoli poi si sono dipanati, la storia di queste terre si è dipanata, è diventato sempre più importante anche in epoca medievale. Considerate che il campanile alle mie spalle viene eretto da un grande patriarca nel 1031, quindi un periodo dove usualmente si assimila al buio della storia, come il Medioevo. In realtà ad Aquileia c'era un vero e proprio rinascimento, quindi una storia molto particolare, una storia che ha creato anche una restituzione artistica molto particolare proprio per tutta la summa di grandi culture che si sono poi incontrate proprio in questa terra. Nella Basilica Patriarcale noi conserviamo il più grande pavimento musivo dell'antichità, proprio dell'epoca paleocristiana, un pavimento del IV secolo, iniziato proprio all'indomani del 313 d.C., quando ci fu una sorta di liberalizzazione del culto cristiano e che nei secoli è stato conservato in una maniera strepitosa, e ad oggi è possibile visionare all'interno proprio della Basilica questa magnificenza, questa grande storia, questa sorta di storia didattica dell'antico cristianesimo con delle immagini bellissime che centinaia di migliaia di visitatori ogni anno possono vedere, fra l'altro all'interno di un luogo che ha conservato la sua identità come luogo di culto, ma è anche un importante punto attrattore della nostra città. Tutto attorno alla Basilica poi si estendono le grandi aree archeologiche. Aquileia infatti è sito UNESCO del 98 per due principali motivazioni. Uno appunto per la unicità della Basilica e per il messaggio che da qua si è diramato nel mondo antico, e poi per il suo parco archeologico. Dico parco archeologico perché è un parco ancora in costruzione. Aquileia attualmente tutte le estati riesce a restituire, grazie al lavoro delle università che appunto sulle grandi aree archeologiche che abbiamo conducono i loro studi, sempre novità dal punto di vista appunto della ricerca. E arrivando ad Aquileia sulla via Giulia Augusta, appunto, che è l'attuale strada regionale 352, fa vedere quello che era, proprio restituendo per esempio il colonnato del foro, che era il punto nevralgico dell'antica Aquileia e di cui oggi percepiamo la maestosità proprio con quello che resta nella ricostruzione appunto recente, insomma, che è stata fatta appunto attorno agli anni
anni 30. Dopodiché, come dicevo prima, il porto, questa unicità, questo porto interno, questo porto sicuro con queste grandi banchine, con un fiume che arrivava appunto all'interno e che portava le merci che venivano prima divise e diciamo organizzate nella vicina Grado che in realtà al tempo era il porto di Aquileia, il porto marittimo di Aquileia e che poi dopo le merci appunto venivano trasportate al suo interno. Questa è una unicità di Aquileia, infatti anche attualmente siamo impegnati insieme alla Fondazione Aquileia, insieme alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, insieme alla Regione e tutti gli enti che insistono sul territorio in una sua valorizzazione, proprio per cercare di restituire all'umanità, proprio come dovere morale, quella che era l'idea di questo grande luogo di cultura, di scambio, di economia, che in un certo modo anticipava poi i porti dell'Alto Adriatico, prima di Venezia, ma anche dell'attuale Trieste, come punto di enorme importanza. Consideriamo che era il punto più a nord del Mediterraneo, da un certo punto di vista, anzi, sicuramente era il punto più a nord del Mediterraneo per quanto concerneva proprio l'interscambio anche delle merci che arrivavano da tutto il Mediterraneo. Quindi un'importanza storica incredibile che oggi scopriamo attraverso gli importanti siti archeologici, insieme anche a un bellissimo museo archeologico nazionale che è stato da poco, tra l'altro, rigenerato nel suo percorso geologico e dove all'interno si può vedere la vastità di quelli che sono i reperti che sono stati ritrovati nell'ultimo secolo in questo nostro territorio. Un altro grande lavoro che si sta cercando di fare, soprattutto negli ultimi anni, a partire in particolare dal 2020-2021. Nel 2021 abbiamo celebrato un importante centenario che è quello della partenza e della traslazione della salma del Legnotto che da Aquileia partì il 27 ottobre 1921 per arrivare a Roma in quel 4 novembre famosissimo che tutti ogni anno celebriamo per essere poi tumulato appunto presso l'altare della patria. Questo altare della patria che tutti hanno nell'immaginario, ma che pochi in realtà sanno da dove in realtà questo viaggio partì. Partì da Aquileia. Noi conserviamo una serie di testimonianze ancora visibili che stiamo valorizzando, che abbiamo valorizzato in maniera abbastanza estesa proprio nel corso di questo centenario, non soltanto con delle celebrazioni ma anche con degli atti pratici. E infatti siamo riusciti in convenzione con Ferservizi a ottenere la stazione, quella stazione che oggi in realtà insiste sulla pista ciclabile Radweg, la bellissima pista ciclabile che da Grado, passando per Aquileia, arriva fino a Salisburgo e che porta sul territorio tantissimi turisti. Ecco, oggi la stazione insiste su quel tracciato, perché proprio la pista ciclabile in realtà insiste sul tracciato della vecchia ferrovia. Questa è una cosa molto, molto particolare, proprio se si immagina come cambiano anche i trasporti nell'adeguamento dei tempi. E quella stazione noi siamo riusciti intanto a metterla a posto, perché purtroppo fino a pochi anni fa era proprio un luogo un po' degradato della città e abbiamo appena approvato un progetto che trasformerà quella stazione nel museo del viaggio del Mediterraneo. Inoltre proprio dietro questa basilica ci sono le spoglie mortali degli altri 10 militari, quelli che non furono scelti quel 28 ottobre del 1900. Oltre a conservare anche un'altra testimonianza della storia d'Italia, il corpo della madre Francisca Giulia, che scelse appunto il limite tradotta dal 15 Maria Verga. Una cosa molto importante. Maria Verga scelse di essere sepolta da Aquileia dopo nel 1954 e scelse di stare con Felice quel giorno. Questa è una storia
Aquileia fu una delle più grandi città dell'impero romano e le sue rovine, per quanto ben al di sotto della reale consistenza, lo testimoniano. E quello che noi vediamo sono resti architettonici di edifici pubblici e privati che una volta componevano il tessuto urbano della città, ovviamente attraverso i secoli. Per i 7 secoli, diciamo, della sua esistenza. E quello che è evidente al visitatore, oltre alla presenza di laterizi, che in una città di bassa pianura era senz'altro il materiale da costruzione più semplice, però noi troviamo anche la pietra, molto usata ovviamente. Il calcare di Aurisina e la pietra d'Istria erano le pietre fondamentali, quelle più usate per le decorazioni architettoniche e le partiture degli edifici. E appunto Aquileia offre un quadro molto ampio dell'impiego di queste pietre vicine, oltre naturalmente ai marmi più pregiati di provenienza più lontana. Esiste un legame fortissimo tra la colonia e la città di Aquileia e la pietra di Aurisina. È un legame reciproco che si perde nei tempi. Bisogna andare al 181 a.C., alla fondazione della colonia, per incominciare a capire quali furono le scelte dei Romani per l'edificazione della futura città. In un primo momento si preferì il laterizio, visto che di cavi d'argilla ce ne sono diverse nella zona, e furono realizzati proprio mattoni per edificare la prima Aquileia, in particolare le sue mura di cinta. Ma in un secondo momento, siamo sempre nel secondo secolo a.C., fu necessario per i Romani anche importare della pietra. E questa pietra fu trovata all'altezza della nostra Muggia, quindi non lontano da Trieste. Lo stesso materiale che fu largamente utilizzato poi un secolo dopo per incominciare a edificare la Tergeste romana. Questo materiale è una arenaria, è dunque una pietra sedimentaria che in qualche modo venne largamente importata qua a Aquileia dalle navi romane, che la trovavano facilmente reperibile sul territorio. Sempre nel secondo secolo a.C. invece i Romani incominciarono ad apprezzare e trovare una seconda pietra. Questa è la pietra di Istria. Spesso viene confusa con la pietra di Aurisina, ma noi dobbiamo fare una differenza. La pietra di Istria viene ricavata solamente dalla penisola istriana ed era di facile reperibilità, perché i Romani la trovarono non lontano dalle coste, e delle coste che normalmente non avevano un grande dislivello del mare, quindi nonostante la distanza era piuttosto facile imbarcarle e portarle qua ad Aquileia. La pietra di Istria aveva delle caratteristiche molto importanti. Adesso noi ci troviamo all'interno di quella che era l'area dedicata al porto fluviale di Aquileia. Stiamo percorrendo la via Sacra, che nel 1934 in qualche modo cambierà completamente l'aspetto di questa zona di città, ma è qua che riusciamo a capire come fu utilizzata questa pietra. Questa pietra ha una grande capacità di resistere all'acqua, alla salsedine, all'acqua salata, ed è per questo che verrà utilizzata in particolar modo lungo le banchine del porto fluviale e in un secondo momento anche in tutte le città dell'Alto Adriatico, come per esempio Venezia, ma anche Adria o Aldino o le altre città romane. Qua noi possiamo vedere per esempio le banchine del porto fluviale. Alcune volte riusciamo anche a vedere delle specie di pitte, o meglio dei fori, nei quali venivano passate le cime delle imbarcazioni romane che qua venivano a commerciare per poi lasciare defluire le merci verso l'interno della città, verso l'interno di Aquileia. Nella parte occidentale abbiamo un foro, non lontano da questa posizione, e questa pietra fu largamente apprezzata in tutto il tempo. Nel I secolo a.C. entra in gioco la pietra di Aurisina.
La pietra d'Auresina probabilmente entra in gioco solo in questo momento perché i romani prendono possesso del nostro territorio e questa pietra viene trasportata dall'alto del Ciglione Carsico qua ad Aquileia, via marittima e fluviale, che veniva sempre preferita alla via terrestre. Effettivamente questi grandi blocchi di marmo, di calcare, sarebbe più giusto dire, venivano estratti presso l'attuale cava romana di Auresina e portati, trasportati, fatti rotolare. Ancora non è chiaro il sistema a cui si riferisce anche Ireneo della Croce, uno storico del Seicento, che parla di queste grandi vie lastricate da piombo, chiamate piombini, dalle quali venivano calati questi blocchi di pietra sulle navi che poi a loro volta trasportavano qua ad Aquileia questo materiale. La pietra d'Auresina verrà apprezzata e viene amata dai romani e contribuirà in qualche modo a rendere eterna questa città. Infatti il colore tipico creato dai laterizi piuttosto che dall'arenaria giallo-ocra viene trasformato in quel carattere che già a Roma era tanto amato, quel carattere eterno che poi la pietra d'Auresina con la sua colorazione bianca, grigiastra poteva portare. Largamente utilizzata in alcune zone della città, ma in particolare nei monumenti principali, nel foro romano, ma anche nei sepolcri, nei capitelli, nelle colonne e in un secondo momento, grazie anche alla politica augustea, nelle stesse domus e abitazioni dei signori romani. Effettivamente questa pietra viene introdotta in un periodo florido per l'economia di Aquileia anche nelle abitazioni private e quindi non solo nei monumenti più importanti della città di Aquileia. Ed eccoci giunti nella parte più importante, centrale dell'Aquileia romana. Siamo all'interno di quello che fu il foro romano che sorgeva proprio lungo il cardo principale della città, che in qualche modo nasceva direttamente dalla via Postumia, via Giulia Augusta, oggi statale 352. Il foro ha una centralità importante anche per quanto riguarda la pietra di cui stiamo parlando, perché era quasi integralmente rivestito e costruito con la pietra di Auresina. Stiamo parlando del rifacimento del foro in età augustea e successivamente fino al I secolo d.C. riceve delle modifiche. Ma le caratteristiche del foro e le sue dimensioni di 142 metri per 57 circa sono le stesse della Roma repubblicana, quindi quelle dell'Aquileia della Fondazione. Possiamo ammirare ancora adesso il colore della pietra che caratterizzava tutto il foro, così come le colonne che sono state alzate con un procedimento di anastilosi abbastanza coraggioso, ma ancora adesso riusciamo ad ammirarle con i loro capitelli che rappresentano un misto tra stili corinzio e ionico. Immaginiamo che questo foro, di grandi dimensioni quindi, era circondato su almeno due lati lunghi da delle trabeazioni, da dei colonnati, all'interno dei quali, saliti 3 gradini, si trovavano anche le taberne, quindi si facevano anche delle attività commerciali. Non siamo lontani tra l'altro dal porto fluviale, dalle quali possiamo immaginare arrivavano proprio le merci che qua erano vendute. Tutta la pavimentazione è costruita e lastricata quindi da pietre che provengono dalla nostra cava romana di Auresina e poi si intravedono lungo il foro e camminando, ancora adesso passeggiando nelle zone limitrofe, quelli che erano gli abbellimenti di questi alti colonnati fino a 6 metri d'altezza e che caratterizzavano questa zona. In particolare troviamo dei plinti che rappresentano Giove Ammone e Medusa. Medusa era una delle 3 gorgoni e nei fori dell'Alto Adriatico, così come Aquileia, ma anche a Tergeste o Zara,
probabilmente raffiguravano i due confini del mondo romano, quello occidentale per quanto riguarda la Gorgone e quello orientale per quanto riguarda Giovanmone, che viene sempre raffigurato come tradizione con delle corna a forma di ariete. Nella parte meridionale invece del foro, costruito però probabilmente in un secondo momento, un monumento non costruito in pietra daulesina, che era appunto la Basilica Forense, un grande edificio a tre navate che completava questa area monumentale e che fu centrale per Aquileia per almeno 3 secoli di storia. A completamento del parco archeologico e le antichità di Aquileia siamo giunti in Piazza Capitolo, che fa così da atrio elegante, da salotto della città, il centro medievale che fu di Aquileia, ed è interessante vedere come nella restaurazione di questa piazza, avvenuta una decina di anni fa, sono stati scelti gli stessi materiali che gli antichi romani scelsero per questa colonia. E quindi è percepibile ovunque il colore che caratterizza l'arenaria di Muggia, con queste pietre che completano la piazza, intervallate da dei muretti e da delle pietre che invece provengono dalle cave di calcare di Aulesina e che noi possiamo vedere adesso sotto i nostri piedi. Quindi trovo anche un'idea intelligente il fatto di ritrovare nel contemporaneo gli stessi elementi che i romani ritrovarono più di 2000 anni fa.